Sarà il presidente Mattarella a inaugurare l'anno di Procida, capitale della cultura italiana. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Felicita Pistilli. Questo è il porto turistico di Procida e questo sarà lo scenario dello spettacolo di questo pomeriggio. Vedete il palco lì in fondo, le prove sono terminate da poco, dunque è tutto pronto per la cerimonia inaugurale di Procida, capitale italiana della cultura 2022, alla presenza, come dicevate, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'isola è in fermento, i cittadini sono i protagonisti sia come attori o cantanti nei vari spettacoli che animeranno questo anno, ma anche come volontari nell'organizzazione e nell'accoglienza ai turisti. Noi siamo sull'isola da ieri e abbiamo girato per le stradine nei posti più caratteristici proprio assieme ai cittadini volontari per farci raccontare da loro le bellezze e la storia di Procida, capitale italiana della cultura. Allora vediamo. Le ultime prove, il dietro le quinte dello spettacolo inaugurale e davanti agli occhi lo spettacolo della natura, il mare, a raccontare l'essenza di Procida, isola di pescatori, soprattutto di marittimi. Gli abitanti dell'isola a farci da guida sono loro ad accogliere i turisti. Il mio luogo del cuore è il porto di Procida, perché ho un marito che fa il marittimo. Lo accompagno quando parte e con grande gioia lo riaccolgo al suo ritorno. La capitale italiana della cultura 2022 è incorniciata da un mosaico di case colorate. Così i marinai potevano riconoscerle anche dal mare. L'identità dell'isola oggi ha un nuovo simbolo, queste bandierine rosa sventolano ovunque le ultime consegne. Ho una lettera per lei, dentro c'è la bandierina di Procida capitale. I cittadini volontari insieme ai ragazzi di Matera Capitale Europea 2019 qui per dare una mano. Nunzia Gabriele non è nipote, lei è impegnata nell'accoglienza, lui reciterà Generazioni Unite nel segno della cultura. Qui scendiamo a Marina di Coricella, dove è stato girato anche il film di Massimo Troisi, Il Postino. L'isola del Postino di Massimo Troisi incrocia i luoghi dell'isola di Arturo di Elsa Morante, suggestioni cinematografiche e letterarie. Procida Capitale della Cultura non è un cartellone di eventi, ma è un progetto di sviluppo locale a base culturale. Ritorna la Formula 1 con il Gran Premio.